Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Oggi siamo davanti a un distributore perché parliamo di qualcosa che sta accadendo in questo periodo. Caro carburanti, sappiamo che i carburanti stanno crescendo, fortunatamente lo Stato ci ha messo un po' un fermo cercando di agire anche sulle accise, però da una settimana a questa parte il gasolio stranamente costa molto di più della benzina. Adesso ne facciamo un giro per tanti distributori qua della zona, da Adria, Portoviro, Porto Tolle, Taglio di Po, Loreo, Rosolina, per vedere appunto dove i prezzi sono effettivamente molto più cari, circa 10 centesimi per quanto riguarda il gasolio. E perché questo? Perché fino a ieri il gasolio costava decisamente meno della benzina. Il motivo è che il prezzo del diesel è salito ad un ritmo così veloce rispetto alla benzina e dipeso soprattutto dalla maggior dipendenza dell'Europa dalle importazioni di gasolio. La gran parte del gasolio che importiamo arriva infatti dalla Russia, 60% circa dell'importo totale, subito seguito da USA, Medio Oriente e India. In più, la ripresa economica italiana, così come all'estero, è stata trainata dal settore dei trasporti delle merci, attraverso veicoli che sono per lo più alimentati a gasolio. La domanda crescente di carburanti si scontra quindi con il calo dell'offerta a livello internazionale, a causa, tra le altre cose, della guerra e degli embarghi imposti dalla Russia. La domanda di diesel è cresciuta maggiormente rispetto alla benzina, causando purtroppo un rincaro dei prezzi di più del 15%. Rieccoci in diretta, quindi avendo capito più o meno il perché il gasolio costa di più, qualche perplessità ce l'abbiamo ancora naturalmente. E un'altra considerazione: facendo questo giro di tutti i distributori abbiamo visto che tanti distributori non ci sono più, addirittura sono stati smantellati completamente, le pompe non ci sono più, eccetera. Tanti hanno solo il self-service, quindi non ci sono più gli operatori. E la considerazione è il fatto che fino a ieri c'erano tantissimi distributori che davano lavoro a decine di famiglie, molte riuscivano anche a mettere via qualche soldino, far studiare i figli, comprare case, eccetera, eccetera. Adesso invece questa tendenza è andata scemando. Che dire, meditiamo gente, meditiamo, questa globalizzazione decisamente non sta facendo un gran bene a questo paese che è l'Italia, che su queste microattività ha vissuto bene, è riuscita a progredire e diventare fino a ieri la settima potenza mondiale. Meditiamo gente, meditiamo.